PT di Berlino con l'assessore Sandranello del turismo del comune di Palermo. Quanto è importante questo appuntamento, una grande fiera, principalmente per una città come la città di Palermo che quest'anno si appresta a un grandissimo evento che è quello del 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia. Eh sì, è una grandissima fiera, così come quella che abbiamo appena fatto a Milano. Le borse internazionali del turismo sono fiere fondamentali e noi come Comune di Palermo ci siamo stati a Milano, siamo qui a Berlino, saremo a Londra perché per promuovere il 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia serve fare presenza fisica e serve fare promozione nelle fiere, perché incontri gli operatori, perché riesce a promuovere tutto quello che la città di Palermo può offrire e che è tantissimo. Poi c'è anche questo si sa, è l'anno delle radici, quindi un po' rievocare queste radici, questi familiari dell'estero e sempre più incentivarli a tornare, a venire a visitare i nostri luoghi, la nostra città. Assolutamente sì. Con il turismo delle radici italiane nel 2024 tutti gli italiani all'estero e tutte le comunità italiane all'estero sono raggiunte dal Ministero degli Esteri con un programma preciso che il Ministro Tajani ha fortemente voluto e che ha spinto e che vede anche la città di Palermo partecipare attivamente. Gli italiani, soprattutto anche qui in Germania, ci sono grandi comunità italiani e di siciliani che risiedono qui in Germania e che stiamo cercando di raggiungere proprio per invitarle tutte quante le comunità a venire a Palermo, a venire in Sicilia e a riscoprire quelle che sono le terre d'origine. Che dire, grazie all'assessore, una buona continuazione perché Palermo, devo dire, ce l'abbiamo nel cuore, la Sicilia altrettanto, è una regione che è sempre cercata, sempre ambita dai turisti e so che la Germania ama questa regione tantissimo. Assolutamente sì, grazie ai tedeschi che speriamo possano venire sempre più numerosi in Sicilia.